Eccoci qui a parlarvi di una partita giocata nell'amore, ma stranamente la nostra ospite è una suora, Suor Marzia Buttitta della Congregazione del Cuore di Gesù. Grazie per essere qui e grazie a Don Bucolo che ci accompagna in queste nostre trasmissioni. Perché parliamo di partita? Ecco, giustamente ci saremmo aspettati un calciatore o uno sportivo, abbiamo una suora, no? Perché chiaramente già il termine una partita giocata nell'amore, sappiamo che la partita che tutti noi abbiamo è la nostra vita. Perché giocata nell'amore? Perché Sor Marzia, che è una suora della Congregazione delle Suore Francescane del Cuore di Gesù, prima chiaramente di diventare suora, prima di consacrarsi, ha una sua storia di partite in cui lei, un po' tutti, ma lei in modo particolare, ha avuto tante volte i suoi game over. Giustamente qualcuno dice, ma che lingua sta parlando? Chi gioca con la PlayStation videogiochi sa che il game over quanto uno viene sconfitto, la partita è finita, no? E con lei non c'è più gioco. In realtà lei ha avuto i suoi game over che però alla fine lei è riuscita, anzi per grazia di Cristo, è riuscita ad affrontare. Quindi siamo qui un po' ad ascoltare la sua storia, che poi nel tempo l'ha portata ad essere suora, ma soprattutto a conoscere perché la sua è una partita giocata nell'amore. Quindi io passerei subito la voce alla carissima Sor Marzia. Sor Marzia, dunque, buonasera a tutti. Tante partite in questa vita, o la vita è solo una ovviamente, e il gioco continua, ma ci sono momenti in cui sembra finire. Cos'è accaduto? Allora, considero appunto la mia vita una partita giocata nell'amore, perché come in un videogioco ho visto Dio come colui che ha condotto il gioco della mia vita. Io ero quel personaggio che con difficoltà doveva andare avanti e Dio è stato sempre colui che mi ha appoggiato dandomi gli strumenti per superare ogni difficoltà. Il primo momento in cui dice, ecco qua il gioco è finito, la mia vita se ne va, quando è stato? Ero diciamo ancora una piccola bambina di 5 anni, in cui stavo appena frequentando la prima elementare, quando prima di Natale mi è stata riscontrata la leucemia. Era il 22 dicembre, dico il 22 perché è un numero molto caro a me, perché col tempo l'ho associato anche al giorno in cui noi dedichiamo alla nostra fondatrice, Madre Margherita. Quel 22 dicembre era il giorno della mia prima recita e dopo diversi esami al Policlinico qui a Catania... La fondatrice la stiamo vedendo, è questa, sì, no? Madre Margherita de Brincat, le cui origini sono maltesi, gozitane. Ed è lei la fondatrice della mia congregazione attuale, Suore Francescane del Cuore di Gesù, nonché anche la... E qui stiamo vedendo tutte voi sorelle. Questo è l'ultimo capitolo generale che rappresenta un po' la congregazione nell'internazionalità. Siamo una realtà che è presente in tutti i 5 continenti. Da Malta ha raggiunto l'Italia, la Grecia, Corfù, l'Inghilterra, il Brasile, Pakistan. Quindi siete presenti in tutto il mondo. Quindi dicevamo, a 5 anni non sta bene, fa degli accertamenti, le dicono, la bambina, dicono ai suoi genitori, la bambina ha una leucemia. E cosa accade? Nel primo momento avevano detto che era una forma lieve, che con dei cicli di chemio sarebbe andata via. E poco dopo, prima di arrivare la Pasqua, fu comunicato invece ai miei genitori che questa forma non era più lieve, ma era una linfoblastica, cioè una delle più alte come livello. Stiamo parlando di qualche anno fa, quindi la ricerca non era come oggi. I miei genitori, usciti dall'ospedale, andarono all'AIL per fare una donazione e lì incontrarono una volontaria. Questa volontaria visse mia madre triste e senza conoscere il mio nome disse: prendi Marzietta
e portala a Genova. E indicò il nome di un professore e subito, diciamo, iniziò da lì questa ricerca verso questo professore. Ecco, questa è una cosa strana, cioè questa signora, perché Marzietta non è un nome, diciamo, comune. No, infatti ecco, il Signore si fa presente, secondo lei, anche sì, così, perché con era queste... il nome che mi chiamavano a casa i miei genitori. Dico, ma è una coincidenza molto strana, Sì. per cui dico, ma il Signore si serve anche di queste cose per rendersi presente, per dire guarda che sto iniziando a prendere in mano, o meglio, sto continuando a prendere in mano la tua vita, Sì. e adesso piano piano con il racconto di Suor Marzia capiremo perché. La cosa che affina questo Marzietta è che una delle suore, Suor Ermanna, poco prima che io iniziavo i trattamenti all'ospedale, mi regalò un'immaginetta di Madre Margherita e disse a mia mamma di a Marzietta che tutte le volte che lei ha difficoltà e ha bisogno di sostegno invoca Madre Margherita in modo che Madre Margherita chieda l'intercessione a Gesù di guarirla. Chiaramente lei non conosceva la congregazione, non conosceva No, avevo 5 la anni. suora fondatrice, Conoscevo non sapeva l'immagine solo perché in classe avevamo questa foto di Madre Margherita. Certo. Quindi andiamo avanti nel racconto. E da Ad lì... un certo punto è il momento di fare un trapianto, o no? Sì, e da lì avevamo provato a fare diverse volte le prove di compatibilità qui a Catania. E quando arrivò la notizia di andare a Genova per fare il trapianto, diciamo per provare se era possibile, il professore notò che c'era la compatibilità al 100% con mio fratello e dice tentiamo il trapianto. Lì ci indicò come cura il Gaslini di Genova e ci affidò a determinati dottori di là. E tutta la famiglia si trasferì a Genova perché giustamente io sono la più piccola di 3 fratelli. Quindi quanti anni aveva quando è successo questo? Io 5. Sempre 5 anni? Sì. Ah, pensavo fosse passato qualche annetto. No, diciamo che la cosa è stata quasi subita. Quindi fa questo trapianto. Ho fatto il trapianto il 9 luglio, e quindi a distanza di 6 mesi dalla scoperta della malattia. E mio fratello mi ha donato il midollo e poi io sono stata lì al trapianto per quasi 2 mesi e mezzo. Durante questo tempo ho, diciamo, rafforzato quella fede che i miei genitori mi avevano trasmesso. Quindi stiamo parlando già di una bambina di 5 anni che ha fede in Dio, Don Bucolo. Sì, è straordinario perché anche nel racconto di Suor Marzia notiamo come Dio si serve di situazioni strane, quel fatto di quell'incontro Marzietta, no? Si parla di angeli custodi, ma non è una parola, non è una finzione, ma è una realtà, cioè Dio si serve di situazioni strane di cui rimane un mistero per condurci, quindi Suor Marzia in fondo nel far memoria della sua storia vede che in quella sofferenza Dio aveva un progetto grande, non c'è cosa più bella di vedere quanto la sofferenza, ma questo ora lo vedremo pian piano, l'ha portata piano piano, passo dopo passo, un padre che tiene per mano a una scelta importante della sua vita. Quindi, Suor Marzia Facciamo fa questo trapianto, lei ha fede in Dio, conosce questa suora, diciamo, sì, che poi è quella che sarà Madre poi Margherita. Con quell'immaginetta io imparai a leggere, perché ancora, diciamo, a 5 anni è l'età che si frequenta la prima, appunto, abbiamo detto. E uscita dal trapianto, le uniche passeggiate che mi erano permessi di fare erano brevi, quindi con il consenso dei miei genitori andavo a frequentare la chiesa dentro l'ospedale Sesto, che era sotto cura dei padri cappuccini. E lì cosa accade? Che durante i miei, diciamo, colloqui piccoli con Gesù, chiedevo sempre al Signore: Signore, cosa vuoi da me? Io non so niente quasi, però tu mi stai chiedendo più di quello che io sono. Ma questa preghiera continuava ad essere insistente dentro di me, per dire a Gesù: Gesù, tu mi ami tanto, ma mostrami qualche cosa, come diciamo in modo molto infantile, perché è una sì. bambina, 5 anni, stiamo parlando di una bambina di 5 anni. E quindi comunque lei poi guarisce.
Torniamo, quindi questo è il suo primo game over diciamo superato. di sì che, ma quanti ce ne sono nella vita? Allora, perché lì, ci rimangono pochi minuti. sì, ha ragione. Allora, da lì diciamo che sempre per via delle cure del trapianto non ho potuto camminare per 6 mesi e dovevo camminare in carrozzina perché il cortisone mi aveva mangiato le vertebre. E a un certo punto io, grazie all'aiuto di Dio e alla preghiera veramente Madre Margherita, come un miracolo i miei genitori ebbero la notizia dai medici che le vertebre che erano state mangiate erano state ricostruite. Dice: è vero che noi abbiamo dato tanto calcio, dice, però qualcuno dall'alto vi ha ascoltato. Quindi questo detto dai medici. Detto dai medici. E c'era un altro passo. Quello che uscendo da questa realtà in cui si è tormentati tra chemio e radioterapie, c'era il problema che essendo piccola potevano aver toccato il cervello. Quindi avevano dato ai miei genitori anche la probabilità che nel comprendere, nelle conoscenze, potevano esserci veramente pochi frutti. E frequentando invece poi riprendendo la mia vita in pieno, questo quindi diciamo lei che ha è recuperato andato perfettamente la sua salute, sì. Malgrado appunto c'erano ho delle iniziato, difficoltà. diciamo, ho continuato la scuola normalmente, facevo sport, frequentavo il coro delle suore, dove mi ritrovavo sempre come momento in cui io allietavo il mio tempo, perché mi piaceva stare là. A 12 anni iniziai anche il mio cammino, diciamo, di discernimento, perché volevo rispondere a quella domanda iniziale: Signore, cosa vuoi che io faccia? Perché capivo dentro di me dovevo dare risposta a Dio di qualcosa che mi stava chiedendo. E tramite, diciamo, il mio direttore spirituale ho fatto un cammino, fino a che la seconda ferita che ho ricevuto era quando nel 2008 ho fatto, diciamo, in quel Natale la scelta di entrare suora. Avevo compiuto da poco 18 anni e stavo pensando appunto di fare questo passo con concluso il diploma. Ecco, ma qui stiamo vedendo il momento in cui lei si è proprio consacrata, sì. Vediamo invece sdraiata proprio per terra. Questa è la mia professione perpetua. La professione perpetua si fa così per i sacerdoti, per i sacerdoti che diventano vescovi, sì. Questa è proprio una foto classica per chi... E questa è la prima professione. Perfetto. E in pratica la morte di mia nonna, il tumore di mia mamma mi hanno portato a dire: Signore, ma sei sicuro che vuoi questo da me adesso? E da lì diciamo che è stata una sorta di discesa. Il Signore come ha aperto la mia strada per dire: vai, tranquilla. Sono entrata nella congregazione, ho fatto la professione fino a che poi nel 2017 si è mostrato il secondo game over. Attenzione, ci fermiamo un secondo per la pubblicità e capiremo qual è questo secondo game over, perché Suor Marzia ci sta raccontando dei vari step, dei vari passaggi della sua vita dove ci sono stati sempre dei momenti in cui si pensava potesse perderla la vita. Aspettateci, ritorniamo fra pochissimo. Una partita giocata nell'amore, stiamo ascoltando la testimonianza di Suor Marzia, che è un'appassionata di tecnologie. Lei stessa ha suggerito questo termine perché quando si gioca online, eccetera, spesso spunta game over, significa fine. E più volte ha sperimentato che veramente poteva perdere la vita, che il Signore la stava chiamando ad un altro passo, e cioè la morte. E invece non è stato così, quindi ha superato una leucemia, ha subito un trapianto, poteva avere tanti problemi di salute, non li ha avuti, li ha superati, ed ogni volta Suor Marzia, fin dall'età di 5 anni, pensate, diceva: Signore, ma tu cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia? Era una domanda alla quale apparentemente non arrivavano delle risposte, ma era la vita che conduceva a questo. Quindi fa la professione di fede, prende i voti, sì.
e abbiamo anche visto la foto. E cosa accade nel momento in cui dice adesso sono una suora, tutto ok, vado avanti? Allora, da religiosa ho cercato fin da subito di donarmi e dare agli altri quello che avevo ricevuto, ovvero l'amore di Dio. E cercavo di praticare e mettere in pratica il motto di Madre Margherita: amiamo l'amore non amato perché non conosciuto. Allora cercavo di diffondere l'amore di Dio, di avvicinare i ragazzi, i giovani a Gesù. Fino a quando nel 2017 mi fu riscontrato un tumore alla tiroide. Doveva essere, diciamo, in primo momento una semplice operazione, ma una volta esaminato hanno visto che era un brutto tumore. E diciamo che sembrano che quando sei toccato da queste cose, come se sei di nuovo sconfitta e ti domandi: ma perché questo? E perché sempre a me? A un certo punto lì arriva sempre l'ondata della luce di Dio che ti dice: vai tranquilla, perché nonostante le difficoltà io sono con te. Sembra proprio che, come diceva prima Padre Salvo, questo Dio che mi prende per mano e mi conduce nella via che Lui ha preparato per me. A un certo punto supero questo e diciamo che supero anche questo brutto momento del tumore alla tiroide. Supera anche questo? Sì, e grazie all'aiuto, diciamo, dei miei genitori e della congregazione riprendo la mia vita normale anche questa volta. Quindi, Don Salvo, il Signore aveva deciso che la vita di Suor Marzia non doveva finire, quindi non c'era questo game over di cui abbiamo parlato. Io vedo in questa storia qualcosa di straordinario, perché nel momento in cui la vita quasi quasi gli veniva tolta, poi per prodigio, per miracolo, per grazia gli è stata ridata. Ma attenzione, e qui la cosa straordinaria che scorgo nella storia di Suor Marzia, non ridata per lei. Quante volte noi preghiamo: Signore, ti prego, salvami perché posso avere un miracolo, perché posso avere la mia vita, la mia salute. Ma la sua vita, la sua salute gli è stata ridata perché lei la possa ridonare. Tant'è vero che la chiave di lettura importante per la sua vocazione, ma è un po' anche il motto, la frase di Madre Margherita: quest'amore non conosciuto. Cioè lei ha sperimentato nella sua storia concreta quest'amore e della sua vita ora la fa continuamente un dono. Quindi io penso anche alla grandezza della sua presenza. Cioè chi più di lei, avendo passato nella sua pelle questi momenti tra virgolette cruciali, tragici, chi più di lei può capire altre persone che vivono la stessa medesima situazione? E lei vuole mostrare non che è possibile farcela, perché alla fine Suor Marzia sa benissimo che se lei è qui è per grazia di Dio, non perché ha fatto chissà che cosa, ma in ogni caso, in qualunque cosa, in qualunque situazione noi ci troviamo, Dio ha un progetto. Dio ha qualcosa di grande, ecco per cui la sua vita è tutta donata, perché si accorge che la sua vita è del Signore, è totalmente del Signore. Suor Marzia, e allora? Io... Tumore alla tiroide, superato anche quello? Sì, l'ultimo game over è quello di 2 anni fa, è quello che tramite un intervento che doveva sembrare innocuo mi è stato, diciamo, tagliato gran parte di intestino perché mi era stato perforato per sbaglio. Aia. Sono stata quasi 3 mesi ricoverata e intubata con tutte, diciamo, le cose, e lì ho sentito veramente il peso della sconfitta per la prima volta. Ho pensato: sono arrivata, non c'è un'altra opportunità. Quando invece per la festa del cuore di Gesù mi arrivò un messaggio, appunto la tecnologia che ci aiuta tanto, che mi dice: coraggio, quel tuo Gesù e Madre Margherita sono con te. E chi gliel'ha mandato? È una suora a me molto cara. Ah. E questa suora mi ha dato, diciamo, l'opportunità di riguardare sempre quello che è stata la mia vita, una vita accompagnata da Dio e da Madre Margherita. E fino a quel momento che io mi ero quasi, diciamo, userei di dire dimenticata di loro, perché la sofferenza che stavo provando non mi concentrava più nella realtà che vivevo.
io ho detto, ma è vero, Dio è con me, Madre Margherita sono sempre stati con me. E da lì è stata una sorta di ripresa. Di rinascita. Di rinascita. E fino a che, diciamo, in quasi 2 anni mi sono ripresa del tutto. E ciò che ho ricevuto, io dico, lo voglio ridare centuplicata agli altri, perché non è solo nella vita, ma tutte quelle sensazioni che sperimentiamo ogni giorno, dal sorriso donato a una cosa condivisa, per me è quello che io cerco di dare agli altri. E cerco di condividerlo e ringrazio la mia congregazione che fin da quando sono entrata mi ha permesso questo, dallo studio che mi ha dato l'opportunità di completare, perché sono entrata a 18 anni e fino ad ora dedicandomi ai bambini e con tutta me stessa cerco di trasmetterlo. È molto bello questo messaggio di cui parla Sor Marzia, perché noi tante volte pensiamo che curare una persona malata sia una questione soltanto di cura, di medicine, che è importante, ci mancherebbe altro, però sono sempre più convinto che oltre a questo aspetto medico c'è un aspetto molto più profondo e intimo, cioè a volte basta una parola, basta una relazione, basta un contatto per aiutare la persona a far risorgere quelle risorse interiori e a rimettersi in sesto. Cioè, questo è straordinario, quindi noi impariamo che oltre la potenza della medicina c'è la potenza della relazione. Questa relazione che ti porta a sperare e a vedere. Attenzione, non voglio fare un automatismo, nel senso che allora significa che se io incoraggio un malato quello si rialza. Lo sappiamo che la vita è molto più complessa, però quella parola, quella relazione aiuta la persona a non perdere la speranza, a rimettere in sesto la sua vita e a dare una lettura diversa. Tant'è vero che Sor Marzia, in questo ultimo possiamo dire game over, ha fatto memoria degli altri game over e ha preso forse sicuramente più consapevolezza: se Dio è fedele sempre, anche in questo step, qualora fosse l'ultimo step non importa, ma Dio è sempre fedele a quell'amore di cui Sor Marzia si è totalmente donata fino a consacrarsi al Signore. Eh sì, possiamo anche dire che il Signore si rivela anche soprattutto attraverso le persone, esatto. Quindi in questo caso il messaggio che le arriva in un momento di grande sofferenza, di grande dolore, le ha ricordato che il Signore è accanto, no? È presente. È presente sempre, sì. Nei momenti di gioia, ma è soprattutto probabilmente nei momenti di sofferenza, per cui sono con te, vai avanti. Già. E ha dimostrato che non era la fine. Non era la le fine. Chiede qualcos'altro. Ha capito adesso cosa le chiede il Signore? Beh, il fatto della consacrazione è chiaro. La consacrazione, diciamo, è stato il primo passo per dire grazie. E ciò che nel totale ancora non lo so nello specifico, ma quello di darmi agli altri è soprattutto la prima missione, dare l'amore che ho dato e testimoniare che, come dice San Paolo, tutto posto in colui che mi dà forza. E stiamo vedendo la sua famiglia, stiamo vedendo altri suoi momenti, quindi siamo quasi in chiusura. Sor Marzia, ecco, qui è con le amiche, una ragazza giovane che ha avuto tante difficoltà e che da bambina a 5 anni chiedeva al Signore: Signore, cosa vuoi che io faccia per te? Cosa mi chiedi? Una domanda insistente, quella di Sor Marzia, fin da bambina. Questo, secondo me, adesso mi rivolgo soprattutto alle famiglie, no? La vocazione non ha età. È anche vero, allo stato attuale assistiamo a un fenomeno di vocazioni adulte, quindi persone a 30, 40 e su che a un certo punto scoprono qual è la loro vocazione. Viviamo in questo tempo, però questo non toglie la possibilità reale, di cui Sor Marzia è un esempio, che una bambina all'età di 5 anni per grazia può farsi questa domanda. Quindi qualora un genitore ha un figlio di età molto piccola a fare questa domanda, poi non importa se si consacra o non si consacra, non è questo il punto, però già il fatto che si pone questa domanda significa che c'è un seme forte in quel cuoricino. C'è un progetto forse speciale di Dio nei confronti di quel bambino? In ogni caso si è messo in qualcosa di grande, cioè è bello quando sin da piccoli per sé si desidera grandi, ed è triste quante volte,
a un ragazzo di 13, 14, 15 anni, tu cosa vuoi fare della vita? Boh, non lo so. Quindi secondo me, e questo è il grande lavoro che come Chiesa, come evangelizzazione dovremmo fare, cioè far sì che le nuove generazioni pensano all'ingrande di sé. Qualunque esso sia, non è importante, perché chi pensa grande di sé sono sicuro che poi farà della sua vita un dono straordinario per gli altri. Un capolavoro. Esatto. Pensare in grande. In grande, Sor pensare Marzia, in grande alla propria una curiosità, ma lei a 5 anni è nata in una famiglia cristiana, cattolica, Sì. quindi comunque sentiva parlare Sì. di Dio, di Sì, Gesù. sì, i miei genitori da piccola mi hanno indicato alla fede. Ecco, questo Quindi questo mi ha rapporto aiutato anche con tanto. Dio. Anche la scelta di una scuola religiosa mi ha portato, diciamo, ad avere delle buone fondamenta. Certo, quindi il fatto che appunto fin da bambina chiedesse a Dio cosa voleva fare della sua vita, diciamo, ha delle radici anche solide nella famiglia. Grazie Sor Marzia, Grazie a voi. grazie Don Bucolo e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!